città comincia a svegliarsi in periferia, oltre i primi grandi blocchi di case che si levano come bastioni. La campagna intorno alla città non è più campagna, è già città senza case. Questo prato non è più un prato, è uno spazio momentaneamente vuoto, area fabbricabile che forse tra pochi mesi sarà un cantiere brulicante. Qui ogni metro quadrato di terra vale decine e decine di migliaia di lire. Questa desolazione viene valutata in miliardi. La luce del giorno si spande e cresce attraverso le nuvole di questa giornata che sembra scelta apposta per esprimere il senso di solitudine degli abitanti di una metropoli. Ma nel grigio ci sono infinite sfumature di colore. Il grigio del travertino è diverso da quello del granito, da quello del cemento o dell'asfalto. E così è anche la solitudine di tutti questi uomini che si sfiorano senza conoscersi. Le loro voci formano un ronzio d'alveare e tutti i rumori assieme formano un rombo assordante. Eppure un musicista potrebbe fare musica di tutto questo. Può darsi che un giorno tutte queste singole solitudini diventino armonia e che la vita collettiva della città acquisti un altro senso. Un senso diverso da quello desolante che il regista ha colto col suo obiettivo. Non è tutto bello, pulito, ordinato. Ci sono anche queste baracche e il regista non ha fatto fatica a trovarle. Ci sono anche nel cuore della città. Ci sono e ci saranno sempre, fino a che l'ordine, la bellezza, la pulizia di una città saranno un fatto esteriore e limitato, fino a che ci cureremo soltanto di una parte della città, di una parte della società. La città è più triste nell'interno di certe case che fuori. È in certe camere d'affitto che si accumula l'ombra, la polvere, il tanfo e la desolazione della frettolosa vita cittadina. La gente delle baracche cambierà molto prima di quanto non possa cambiare quest'uomo, prigioniero di un sistema che ammira ma del quale vive ai margini. Quest'uomo si lascerà dietro la solitudine della sua stanza d'affitto e sarà solo anche in mezzo alla gente. La sua vita è di seconda mano, come la vecchia 1100 che un giorno cambierà con un'altra ancora di seconda mano. Eppure per lui è un poco come la casa che non ha. Ne conosce tutti gli scricchiolii. I difetti del cambio e della frizione sono come deformazioni delle sue stesse ossa. La città è fatta di tante vite simili a questa, ma non è la somma di queste vite soltanto. La città è uniforme e varia al tempo stesso. È come l'acqua di un fiume di cui si vede soltanto la superficie. giornata può essere lunga o breve, seconda. A volte passa in un baleno, a volte non passa mai. Si tratta di accordare la nostra vita con quella di milioni di uomini. E questo è il difficile. Anche per attraversare una strada si impone un problema di disciplina che non sempre si accetta senza fatica.
città scandisce le sue ore con regolarità esasperante. C'è un momento in cui il traffico si fa più rado, come se riprendesse fiato, ma è solo un momento. I parcheggi sono gremiti di macchine pronte a ripartire. Ecco i pullman che riportano in periferia quelli che abbiamo visto affluire la mattina. È finita una fase e un'altra sta per cominciare. È un momento in cui la desolazione e la tristezza si incarnano in certi individui. Sembra che la marea che si è ritirata abbia lasciato sulla battima questi relitti, questi grumi d'ombra. Certi angoli che di giorno brulicavano di gente si vuotano, altri si affollano di gente, come tante piazze di villaggio incluse nella città. I gruppi si ricostituiscono, è l'ora di riposo della gente che ha lavorato tutto il giorno. Gli adolescenti si incontrano poco lontano da casa, ma è già un rione diverso, dove si sentono tra sconosciuti e al sicuro. C'è aria di primavera, una pace paesana riservata soltanto a loro due. La città si assetta per la vita notturna. Una fantasmagoria da kermesse si accende sulle sagome buie dei pazzi, a perdita d'occhio, fittizia e arbitraria. Comincia un altro genere di incontri, un'altra solitudine. L'uomo dalla vita di seconda mano arriva puntuale, è metodico, preciso. Una breve sosta e tornerà a casa un'ora decente, in punta di piedi. E le luci continuano ad accendersi e a spegnersi sulle strade ormai deserte.